Rischia una multa fino a 400 euro chi ha un animale e lo maltratta. È stato approvato nell'ultima aggiunta l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni del regolamento di polizia urbana e del regolamento per la tutela del benessere degli animali. Insomma, dopo la decisione di far entrare gli amici a quattro zampe in municipio, arriva il nuovo giro di vite. Credo fortemente che gli animali siano parte integrante delle nostre vite e della nostra quotidianità, spiega il sindaco Mario Conte. Sanzioni che scatteranno quindi dal 1° novembre. Il maltrattamento è tenere i cani in catena, che è già vietato dalla legge regionale, tenere cani chiusi dentro in ambienti molto angusti, maltrattarli in generale, purtroppo comportamenti che non possono essere standardizzati. Ovviamente sarà poi compito degli agenti capire se quell'animale è maltrattato anche in base all'accertamento dell'ASL, del veterinario dell'ASL. Gli agenti di polizia effettueranno i controlli sia su segnalazione di cittadini che di iniziativa. Nel nostro pattugliamento del territorio gli animali vanno comunque valutati, visti, guardati, controllati. Molte segnalazioni arrivano, alcune non sono suffragate da effettivi problemi degli animali e ci confrontiamo naturalmente spesso con i veterinari dell'ASL. Ed ancora 400 euro di multa a chi abbandona gli animali, ma anche chi cattura, detiene e commercia fauna autoctona. Non solo, la super sanzione sarà elevata anche a chi sparge sostanze velenose nel suolo, ma anche a chi offre animali in premio o in vincita nell'ambito delle feste e manifestazioni pubbliche. Insomma, nulla sarà più tollerato, nemmeno gli atti di vandalismo. Sì, perché sono aumentate anche le sanzioni per chi sporca e imbratta edifici pubblici.